5 Stelle Sardegna presenta Die Pro Die. In collaborazione con Alcocar, concessionaria Kia. Alcocar, nuovo e usato garantito. Alcocar, Regione Giagamanna, fronte motorizzazione. Un minuto, resta un minuto per poterti dire, li sprecherai per mentirti mai come neve. Da Madò Parrucchieri A Sassari. Tra i tanti lavori di Giampiero Cubeddu ne cito uno, Viaggio intorno alla donna. Noi siamo qui tra l'altro in compagnia di Teresa Solo, che è una poi delle attrici che ha recitato in questo lavoro. Sì, e questo è un lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso, è prodotto con i Cantori della Resurrezione, quindi è un concerto dove c'erano delle parti recitate che ho fatto insieme a Marina, e questa è una regia di Giampiero Cubeddu, è stata fatta in forma di oratorio, così molto bella, perché in questa produzione utilizzo varianti linguistiche varie, non solo sassarese ma logudorese, gallurese, barbaricino eccetera, è stata molto interessante. Cos'era la cosa che poi faceva spiccare poi Giampiero Cubeddu anche come regista, la cosa che più ti ricordi, la cosa che ti viene in mente, la primissima? Giampiero Cubeddu privilegiava il risultato finale di tutta l'operazione, non trascurando però i singoli apporti dei singoli attori, quindi era uno che badava al complesso ma anche alle particolarità e ha sempre tratto da noi il meglio, ecco. E lui com'era con gli attori? Era bravissimo, io ho recitato con lui, noi abbiamo recitato con lui, diretti da lui, 32 anni, e Giampiero non ha mai perso la pazienza. 32 anni? Sì. Ha sempre avuto, è sempre stato pieno di stimoli per noi e ha sempre incoraggiato e ci ha insegnato a recitare, insomma, e stare sulla scena. Babbo nostro, chi stai in soschelo, santificato sia su numen teu, benza su regno teu, sa volontà de tua sia fatta, come in su cielo, casi in sa terra. Mario Lubino, sono presidente della compagnia Teatro Sassari, in cui Giampiero era il direttore artistico. Io conobbi Giampiero nel 1975, mi fece chiamare da Sergio Calvi per un ciclo di trasmissioni alla radio che si chiamava allora Giochiamo a fare il teatro, e iniziamo proprio con una commedia che era considerata il classico della commedia sassarese, che era Farina in Toritana di Battista Ardau Cannas, scritta nel 17. Noi facemmo questa trasmissione alla RAI, che ebbe un successo straordinario, un successo d'ascolto straordinario, proprio perché per la prima volta in Radio 3, che allora era la sede regionale della RAI, trasmetteva una commedia praticamente in una variante linguistica, mi piace chiamare variante linguistica sassarese, non dialetto, perché il dialetto è sempre un termine dispregiativo, soprattutto per chi lo usa. Si può entrare con male pirati? Entrete, compa!
Beata che vedi? E cosa volete fare con il travaglio? Ma con Antonio non fai. Ciao, veggia. Ma non se ne è pisata ancora da Ruretto? Ancora? Ui, da che mi ha regato un coach e canotte che non sa regia manchi in piedi. Ebbe un successo straordinario proprio perché i sassaresi erano molto affezionati a questo tipo di lavoro e praticamente da quell'incontro poi non ci separammo più perché proprio da quell'incontro ci venne l'idea di fondare la compagnia Teatro Sassari insieme ad altri, insieme a mio fratello, insieme a Giovanni Enna, insieme a Nino Costa, purtroppo tutti scomparsi. Comunque abbiamo iniziato proprio così questa avventura meravigliosa che è durata dal 75 a oggi, quindi è durata 33 anni. Io ho 33 anni che conosco Giampiero. Cosa dire di Giampiero? Giampiero è stato un animatore culturale straordinario. Questa città era il motore per ciò che concerne lo spettacolo, perché oltretutto la sua curiosità l'ha portato a spaziare su tutti i campi, appunto dal teatro musicale al teatro cosiddetto in lingua, ma soprattutto lui è riuscito anche a dare a questa città una memoria storica, a riesumare le grandi figure storiche di questa città facendo degli spettacoli straordinari sui personaggi storici che hanno reso grande la Sardegna. Giampiero in questa città ha dato tanto e soprattutto mi piace ricordarlo per una cosa che la gente spesso non lo capiva, perché Giampiero è una persona molto schiva, modesta, e invece questo la gente lo prendeva come supponenza, come alterigia, proprio le cose che Giampiero assolutamente non era. Giampiero era una persona buona, di una perizia tecnica e di conoscenza straordinaria e non lo faceva pesare a nessuno. Non chiedeva certamente la patente per parlare. Ci sarebbe tanto da dire su Giampiero Cubeddu. Io spero veramente che questa associazione continui questo lavoro che lui ha iniziato, ma sicuramente sarà così, ne parleremo spesso perché io credo che anche se lui era un po' schivo poi a parlare con i giornalisti, ma penso che a lui sarebbe piaciuto insomma che si proseguisse a parlare di spettacolo e a far conoscere meglio le tante opere di cui lui è stato molto spesso regista. Sì, naturalmente noi abbiamo un impegno morale oltre che una grande eredità, continueremo l'attività così addirittura con i progetti che lui ha lasciato incompiuti, per cui sicuramente questo è il nostro impegno, il nostro dovere, un rispetto per l'artista e per quanto riguarda, io la chiamo un'azienda, la Cooperativa Teatro Musica è un'azienda e ha necessità di continuare necessariamente la programmazione che è stata calendarizzata per ora. E poi so benissimo che Giampiero non è sostituibile perché non si stabiliscono i ruoli attraverso delle nomine, ma attraverso la competenza e la capacità. E devo dire che qui in effetti ancora non ci siamo. Saremo in grado di operare, saremo in grado sicuramente di continuare l'attività, però ci mancherà una persona che aveva una capacità aggregante, organizzativa, ideativa, creativa, che non è sostituibile con una nomina. Io vi saluto, torneremo spesso a trovarvi. Arrivederci a tutti e ciao Giampiero. Die pro Die. In collaborazione con Un minuto, resta un minuto per poterti dire, li sprecherai per mentirti mai come neve. Da Madò Parrucchieri A Sassari, Alcocar, concessionaria Kia. Alcocar, nuovo e usato garantito. Alcocar, Regione Giagamanna, fronte motorizzazione. Spazio musica. Spazio musica. Spazio musica. La musica ha trovato il suo spazio. Spazio musica. Predaniet da Sassari. Spazio musica. Al tuo servizio. La trattoria da Gesuino presenta i gustosissimi piatti. Il pesce fresco.
le grandi pizze, i vini più ricercati, la cortesia e la simpatia di Gesuino, la riscoperta dei sapori. Trattoria da Gesuino e a Torres 17, Sassari.